Le prime parole nella serata di giovedì, non appena si diffonde la notizia della morte della regina Elisabetta II, arrivano dal sindaco di Padova Sergio Giordani, una donna che ha segnato un'epoca ed esprime le condoglianze ai cittadini britannici che vivono a Padova. Anche Montegrotto Terme saluta la sovrana per eccellenza con un'insegna luminosa, Goodbye Elizabeth, ma a ricordarla è soprattutto la gente comune. Mi piace perché esiste cioè c'era da quando io ero nato, per cui alla fine diventa come una cosa di famiglia, insomma. Quindi mi è dispiaciuto molto, insomma, credo come a tutti. È un evento storico di sicuro e diciamo che è venuto anche un attimo in modo inaspettato perché è stato molto rapido come decesso, e anche se poi è stato comunque anticipato dalla sua malattia, vari ricoveri che si sono sentiti durante il telegiornale. Sì, di sicuro che è una figura storica. Le dispiace? Capisci perché siamo nati con lei, è finita così. No, auguriamo tutto il bene del mondo a tutti i suoi parenti. No, mi dispiace. La morte di un mito è finita, sembrerebbe sia finita un'epoca, non sarà sicuro, però mi è dispiaciuto molto, sì. Mi dispiace molto perché noi eravamo, noi di Sri Lanka e sotto della Inghilterra dal 2000, sì, dal 2000, prima di 2048, no, 1948. Siamo sotto inglesi, però noi stavamo bene con loro. Dispiace, un Mi mito. dispiace molto, sì, non lo sapevo, io stavo partecipando ad un festival di chitarra classica qui a Padova, è una brutta notizia. Mi dispiace. Sicuramente è stata una figura importante e pace all'anima sua, nient'altro da dire. Mi spiace, anche perché questo stesso anno è mancata mia mamma, quindi quest'anno sicuramente me lo ricorderò.